Grazie. Buonasera! Scusateci, scusate. Sì, Grazie. Scusateci, però sì. qua c'è una discussione in corso. Esatto. C'è la discussione su chi è più forte tra l'uomo e la donna. Vabbè, ma non c'è proprio discussione. La donna è sicuramente più forte, è vero o no? Anche a casa. Chi è più forte? Facciamo la discussione, no? Allora, si è sempre detto che l'uomo è il sesso forte. E si è sempre detto una grande palla. Allora, innanzitutto vedete se vi trovate, la donna sopporta meglio il dolore. Ma io sopporto a te. Ma io sopporto a mamma, vero? Allora, è così, è così. Allora, è semplice. Se in una casa si ammala la donna, non succede nulla. Se in una casa invece si ammala l'uomo, succede una tragedia. Perché l'uomo fa i vomiti. Che uomini, quando mai non è vero non faccio i uomini? No? Facciamo proprio un esempio. Allora, se in una casa si ammala la donna, la situazione più o meno è questa. Enzo, Uè, scendo, vado a prendere a Sara. ma che c'è? Ti vedo strana. Non lo so, stamattina c'avevo un po' di febbre, mi pare 38,5. E stamattina c'avevi 38 di febbre, vuoi andare a prendere a Sara? Fermati, rilassati, misuriamo un'altra volta la febbre alta è pericolosa. Che ne sai? Stamattina, e mo quando tieni di febbre? E misuriamo. Misuriamo. Già, Che c'è? misuriamo. E misuriamo. E vai a prendere. Che devo andare a prendere? Oh mamma mia, come si misura la febbre? Col tè? Al limone. Mi fa, ma la pancia! No signore, col termometro. Ah, il termometro. Esatto, va a prendere. E dove sta? E dove sta? È semplice. Stai nei cassetti nella camera da letto. Nei cassetti della camera da letto. Hai idea quanti cassetti ci sono nella camera da letto? I cassetti dei comodini della camera da letto. Quale comodino? Il comodino mio. Quale comodino mio? Oh mamma mia, ma quanti comodini posso mai tenere? 2, perché te li pigliate tutte e due tu. Tu non mi capisci, va Non ti bene? capisco, Non mi non ti capisci. capisco, non capisco Perché mai tu non mi odi. Non mi odi. Mi devi odere. Arapi le orecchie e odimi. Ma io ti odo, ti odo. Ti schifo e ti odo quando parla così. Cioè, com'è possibile che voi uomini sembrate sempre ospiti in casa vostra? Non sapete mai dove stanno le cose, eppure se glielo dici non le vedono. Cioè, quello è un fatto matematico. Cercano i calzini, appena aprono il cassetto ci scende la cataratta. Questa è la situazione se in una casa si ammala la donna. La situazione invece è diversa se in una casa si ammala l'uomo, perché la reazione dell'uomo con 36,4 di febbre è questa. Alzati, fatto male veramente. Ma ci fate male veramente. Mamma mia. Mamma mia. Aiuto, aiuto, mammina. Mammina, alzati, che ti senti? Non mi sento bene. Che hai? Mi sento malissimo, mi fa male dappertutto, le gambe, le braccia, la pancia, la testa. E beh, noi donne teniamo questi dolori una volta al mese quando ci viene il ciclo. Allora tengo il ciclo. Ma che ciclo? Non ce l'hai tu il ciclo, ce l'ho io il ciclo. Allora mi è mischiato. Che mischiato? No, non è possibile che hai il ciclo. È vero, non è possibile. Questi dolori sono almeno 3 volte più forti. Tengo il triciclo. Mamma mia, ci ti sta strunzando in prima serata. Che ti senti? Che hai? Dici. Secondo me sto preoccupato perché secondo me è il morbillo. Sara ha avuto il morbillo e me l'ha mischiato. Ho detto non mi fa metterci alla bambina e poi mi ha mischiato. E dico pure se c'è il morbillo, che fa? Come che fa? Prendere il morbillo da tutti è pericoloso, o si muore o si rimane scemi. Infatti tu non sei morta ancora. Mica è il morbillo questo. E che sono questi sfoghi in faccia? Questo? È sarro sviluppo. Prima o poi deve venire, no? E se è qualcosa di più grave? Non lo so. Sono troppo preoccupata. Che vogliamo fare? Misuriamo un'altra volta la febbre. Vabbè, vado a prendere il termometro. No, dove vai? Vieni qua. Che? Ce l'ho già. Quando Sì. te lo sei messo? Ieri sera. Ma che mi sta a fare il ragù? Mamma mia! Mamma mia! Chiama mamma mia! Sto morendo! Quanto c'è? Guarda qua, 40! 40! Che cosa? Ma che 40? Tu tieni 36,4! E 36,4 non fa 40! 40! 36,4 non è febbre! Che è? Siamo vicino! Siamo vicini! Ti volevo un ultimo desiderio, volevo chiedere.
Dici. Se io dovessi morire, Quand'è? a mia mamma e mia sorella, glielo dici che le ho volute bene? Amore mio caro, ma se tu dovessi morire, a mamma del sordo, ma chi è per più? Andiamo. Ma secondo voi chi è più forte, l'uomo o